Mi chiamo Carlotta Pulesi, sono nata a Venezia e vivo in questa città da sempre. Dopo aver avuto alcune esperienze fuori del contesto cittadino sono ritornata e mi sono avvicinata all'attività di famiglia. La particolarità della pasticceria Rizzardini è il fatto di essere probabilmente sul territorio veneziano la più antica bottega di Scaletter. Lo Scaletter non era altro che il produttore di dolci durante il periodo appunto della Serenissima. Noi abbiamo notizia che dal 1742 l'attività in questo luogo è sempre stata nel settore dei dolci. In questi 3 secoli non abbiamo mai avuto un cambiamento di finalità. Alcuni definiscono questo posto, e trovo che sia anche una definizione molto bella, un luogo dell'anima, cioè un luogo in cui uno ritorna piacevolmente e secondo me più che altro è una piccola finestra sul mondo. Serviamo persone di tutte le estrazioni, dall'operaio all'impiegato, alla mamma che va a prendere la merenda per i bimbi, al professore che offre il caffè agli studenti. Il futuro di Venezia spero che sia effettivamente più lento, con ritmi cadenzati. È una città che ha un grande valore, che è quello di poter passeggiare tranquillamente. Ti perdi, alzi la testa e scopri delle cose che non hai mai visto prima. Di solito siamo sempre di fretta, non ci soffermiamo, invece dovremmo farlo più spesso. Che ci sia un po' più di riflessione quando si cammina per questa città meravigliosa, soffermarci a pensare, a rilassarci, anche stando semplicemente su una panchina a San Polo. Qui abbiamo di quelle divise, la cortina, Dovete chiedere a Pippa che vi faccia delle divise. cortina, scusa. un pezzo.